Dalla Pedemontana a Venezia, dalla direzione dell'ULSS 7 agli uffici della Regione sulla sponda del Canal Grande, dove si decide della sanità del Veneto e dove si governa la Regione. Qui è dove arriverà la voce dei cittadini di un territorio, quello bassanese, che sta vivendo grandi criticità legate alla disorganizzazione dell'azienda sanitaria locale. L'incontro tra i consiglieri dell'area bassanese e i vertici dell'ULSS 7 non ha soddisfatto chi è andato davanti al direttore generale Carlo Bramezza con circa 3.000 firme di cittadini che protestano, che si lamentano, che chiedono un cambiamento per una sanità migliore. Il commento a caldo, secondo me, sull'incontro è che è stata dalla parte della direzione della nostra azienda ospedaliera un'occasione persa. Il faccia a faccia con chi attualmente gestisce gli ospedali della Pedemontana è stato l'occasione per chiedere non solo risposte, ma anche un passo indietro da parte di Carlo Bramezza. Chi riveste un ruolo pubblico deve essere estremamente trasparente e rispondere anche della sua situazione personale. La situazione personale dell'attuale direttore, del dottor Bramezza, quella che voi avete raccontato in questi mesi, è sicuramente una situazione che in un paese normale, in un'azienda privata o pubblica normale, non consentirebbe a una persona in quella condizione di esercitare quel ruolo. Cioè, questo è un dato di fatto. E quindi noi gli abbiamo chiesto se questa cosa sia una cosa che pesa rispetto all'esercizio di quel ruolo e come mai soprattutto non risponde giustificando poi quella situazione. La risposta del direttore davanti a noi è stata che lui ha spiegato a chi l'ha nominato, quindi al presidente della regione Zaia, questa questione e che Zaia gli ha dato rassicurazione che può rimanere lì. Anche in questo caso, come sempre, i microfoni di Rete Veneta sono a disposizione di tutti perché il silenzio sulla situazione attuale della sanità bassanese deve essere rotto. Così come rotti, spazzati via, devono essere i dubbi sulla possibile chiusura dell'ULSS 7. Premesso che l'ULSS 7 non sparisce per scelta né dei comuni né dell'attuale azienda ULSS 7, ma per una specifica legge regionale che deve essere discussa e approvata, quindi che ha un iter molto lungo. Questo lo devono capire un po' tutti, lo deve capire Vicenza, lo deve capire Venezia soprattutto, e lo devono capire quelli che oggi stanno agitando questo spauracchio, come per dire non potete dire niente altrimenti perderemo l'ASL. In primis qualche sindaco, anche, non necessariamente della Lega, perché abbiamo visto che forse c'è poco coraggio anche da quel versante. In attesa di risposte, la raccolta firme e le iniziative per una sanità migliore continuano. Alle porte ci sono nuovi sviluppi.